Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Partiamo dalla politica. Il momento particolare della Lega, secondo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, va affrontato con serenità, ma soprattutto con sincerità e mettendosi in discussione. I cittadini devono avere però anche la responsabilità di non credere e di non farsi affascinare da quello che è piacevole farsi sentire dire. Raccontando ai giornalisti il momento tutto particolare che sta vivendo la Lega in questi giorni, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha implicitamente accennato a Futuro Nazionale e al generale Vannacci solo di sfuggita. Sulla fabbrica della nuova Lega Fedriga così ragiona. Noi dobbiamo non soltanto parlare di temi che interessano alla gente, ma anche l'approccio ci deve differenziare dalle altre forze politiche, l'ho detto più volte, mettendo in discussione quello che hanno fatto tutti, dal centrodestra al centrosinistra, nessuno escluso. Fedriga, fra l'altro, indicando la strada da percorrere, torna a quella necessaria sincerità che aveva caratterizzato la sua più recente campagna elettorale. Sono stufo di sentire i soliti slogan che dopo si traducono in una delusione post-elettorale. Penso che dobbiamo ricominciare a raccontare le difficoltà come abbiamo fatto ad esempio nella campagna del 2023. Io ho fatto una campagna nella quale ho detto chiaramente prima del voto, non dopo: se volete votare qualcuno che risolve i problemi della sanità in un giorno, non votatemi. La chiusura del cerchio è un ragionamento che lo coinvolge anche da amministratore pubblico. Conosco la complessità, bisogna fare passo dopo passo, sapendo che sono magari 3 passi avanti, uno indietro, altri 3 avanti, perché è difficile. Esattamente come in ogni lavoro, figuriamoci nella pubblica amministrazione così complessa, dove risultati fantasmagorici in un giorno non si ottengono. C'è stato nella chiacchierata con i giornalisti tutto sommato poco spazio per altro, soltanto un accenno ad esempio alla questione dei voli partiti da Aviano durante il conflitto Stati Uniti-Iran. Quelli logistici che sono partiti, sono voli di carattere logistico che è come previsto dai trattati con gli Stati Uniti. Leggermente più articolato il ragionamento sull'eventuale partecipazione della regione al raddoppio della centrale nucleare slovena di Krško, che sottolinea Fedriga dovrebbe sottostare ad un ragionamento basico. Capire quali sono le possibilità per agevolare il sistema produttivo di famiglie del Friuli Venezia Giulia sul costo dell'energia da fare. Piccola digressione con una nota: stamani Fedriga è intervenuto sulla questione pedocin, agli onori della cronaca dopo la lite di sabato scorso, difendendo e ribadendo l'unicità dell'istituzione triestina. Vi dico quelli che saranno gli ospiti della puntata di Ring di questa sera, che andrà in onda come sempre attorno alle 21:10. Ci saranno Roberto Novelli di Forza Italia, Roberto Cosolini del Partito Democratico, Alberto Budai della Lega e Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Si tornerà ancora a parlare della Dunata degli Alpini di Gemona con i nostri colleghi di Media Nord-Est, Lucio Zannato ed Omar Costantini. Il sondaggio si rifà a quanto dichiarato ieri, sempre da Fedriga: vietare i social agli under 14 anni. Se siete favorevoli 0422 1626 691, se siete contrari 1626 0422 1626 690. Chiedo scusa, mi sono un po' perso dietro ai numeri. Allora, questa mattina, poi daremo nuovamente anche i numeri e tutto il resto, questa mattina è stata completata con l'attivazione anche del cancello di sicurezza la Bau Beach di Barcola, dedicata ai cani e ai loro padroni. Tuffi a 4 zampe a Barcola in libertà e sicurezza. Completata la Bau Beach, l'arenile dedicato ai cani e ai loro padroni, pensato per primo da Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia nel 2019 e poi portato a termine dopo il periodo del Covid. Una grande soddisfazione, l'ho pensata, disegnata artigianalmente, poi sono stati giustamente architetti ed ingegneri a portare avanti. Ho messo i soldi del demanio inizialmente, questo progetto parte nel 2020 in pieno Covid. Oggi lo inauguriamo, credo che sia una risposta di civiltà che Trieste, come tutte le città costiere e turistiche, devono dare ai proprietari di cani. Noi ne abbiamo più di 20.000 a Trieste, ma sono tanti i turisti che arrivano con l'amico a 4 zampe. La spiaggetta attigua all'ex bagno Cedas è stata aperta sperimentalmente l'anno scorso dopo il rifacimento del muraglione retrostante danneggiato dalle mareggiate. Poi, con un intervento di completamento per complessivi 336.000 euro di spesa, è stata conclusa nelle sue dotazioni dalla
dalla realizzazione di una rampa gradonata e cancelletto di sicurezza alla sommità, sino alla posa dei ciottoli in ghiaia di fiume. A protezione del manufatto, i 2 moli a scogliera utili a ripararla dai frangiflutti. Ha avuto 2 step, un'apertura provvisoria lo scorso anno per permettere durante i lavori di realizzazione di quest'area che proprio non esisteva, qui avevamo proprio la scogliera e direttamente il mare, di accedere al mare, e ora l'area definitiva. È stata montata ovviamente la recinzione in acciaio, verrà montato alla fine di questa conferenza stampa il cancelletto di chiusura per quanto riguarda l'accesso e l'uscita alla scalinata che poi ti porta alla spiaggetta, in modo tale di avere la sicurezza dei nostri amici quattro zampe che quindi non scappino sul lungomare. Abbiamo un doccino per lavarli a fine bagno e un accesso in una spiaggetta che abbiamo realizzato in sicurezza, con anche una barriera frangiflutti realizzata apposta, invitando quindi che eventuali maree alte possano distruggere tutto. Inevitabile la chiusa finale del sindaco, anche egli possessore di un cane da caccia. Si fanno le cose, si cercano di fare con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però guardate, è uno spettacolo. Lezione a cielo aperto stamattina tra i sentieri del Carso per una 50ina di bambini dei centri estivi. In campo i guardiacaccia e i responsabili del centro naturalistico di Basovizza per far conoscere le diverse specie e insegnare i comportamenti più corretti. Alla scoperta della natura e dell'eccezionale biodiversità del nostro Carso, del nostro territorio. Una 50ina di bambini del centro estivo della scuola di Trieste delle Dimesse sta partecipando a uno di questi corsi organizzati dalle guardie venatorie della Federcaccia. Uscite sul campo promosse ormai da qualche anno con il supporto dell'Unione Cacciatori Zona Alpi, che si affiancano alle lezioni a scuola, a volte anche con l'apporto dei falconieri. L'obiettivo è soprattutto quello di educare i bambini e i ragazzi, che poi possono trasmettere in famiglia queste conoscenze, al comportamento corretto e rispettoso in mezzo alla natura. E oggi, oltre al riconoscimento della fauna e flora, verranno anche spiegati quali sono i comportamenti da adottare. Ad esempio, proprio in questo periodo di cuccioli, di piccoli di capriolo, di cervo, tutto quanto, è importante non toccarli, anche se uno pensa che siano in stato di abbandono. E purtroppo ogni anno i centri di recupero della fauna selvatica accolgono sempre degli animali che vengono portati da cittadini che magari mossi da sensazione, insomma, di avvicinanza verso l'animale, gli creano soltanto dei grossi problemi proprio per la sua sopravvivenza. Poi il fatto di entrare dentro un bosco in silenzio e di ascoltare il canto degli uccelli senza fare confusione. La nostra funzione è quella di controllare e verbalizzare quando ci sia la necessità. Purtroppo abbiamo, come diceva prima il Presidente Merlini, abbiamo tante richieste per quanto riguarda i cani liberi che creano molto danni alla fauna selvatica. Il 22 settembre partirà un corso di 9 guardie venatorie a Trieste, quindi chi vuole può iscriversi a questo nuovo corso. Noi del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza è veramente da tantissimi anni che lavoriamo con le scuole specialmente, proprio per poter dare ai bambini una visione dell'interezza dell'ambiente e di come l'uomo si deve anche comportare. Facciamo adesso il punto sulla nuova proprietà statunitense che ha rilevato la pallacanestro Trieste da Paul Matjasic. Risponde al nome di Newport Holdings LLC, il gruppo americano che ha acquisito le quote di maggioranza di Cotogna Sports Group, cioè il 99% di Pallacanestro Trieste. Il restante, come noto, resta in mano al consorzio Trieste Basket. Stando a quanto reperito attraverso le informazioni in rete, negli Stati Uniti Newport Holdings opera come fornitore di soluzioni di capitale, offrendo prestiti a breve termine garantiti da attività immobiliari a investitori che acquistano immobili per rivenderli rapidamente
tranquillamente e a proprietari di immobili destinati alla locazione. Come già anticipato ieri da Tele4 nel nostro TG, il consiglio di amministrazione di Cotonia Sports Group ha deciso di indicare Connor Barwin, attuale socio di minoranza e componente del CDA, come prossimo presidente di Pallacanestro Trieste. L'imminente nomina di Barwin, ex giocatore di football dell'NFL, rappresenta un segnale forte e una chiara scelta strategica, essendo una figura già presente all'interno della compagine societaria fin dall'arrivo di Cotonia a Trieste nel 2023. Il suo incarico garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso. Vanta già una profonda conoscenza dell'ecosistema cestistico italiano, scrive in una nota la società, e più nello specifico delle dinamiche e dei valori del nostro club. Il general manager Michael Arcieri continua a guidare le operazioni quotidiane dell'organizzazione, sia per quanto riguarda l'area sportiva che quelle del business operation. Resta da capire ora quale sarà il budget affidato allo stesso GM di New York per allestire la squadra. Intanto questa mattina sulla questione Pallacanestro Trieste è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga. Più tranquilli sicuramente, noi abbiamo lavorato, come penso molti di voi sapete, sotto traccia, perché penso che le cose si dicano quando lo si ottengono, non con annunci precedenti che penso siano dannosi. Oggi abbiamo risultato sicuramente una stabilità della situazione. Adesso dovremo confrontarci con la nuova proprietà, capire quali sono le prospettive, e rispetto a quello faremo anche le valutazioni come Regione. Noi come sempre vogliamo supportare lo sport, oltretutto delle massime serie che il Friuli Venezia Giulia può esprimere. Allora adesso ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci sta aspettando l'agente Fabrizio Morello, l'agente scelto Fabrizio Morello, che saluto, ringrazio e al quale cedo subito la linea per quanto riguarda la viabilità e il traffico cittadino. Buongiorno agente. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Inizio dicendo che è stata una mattinata che ci ha visto coinvolti in diversi interventi di routine. Abbiamo rilevato 2 incidenti con feriti, fortunatamente non gravi, che hanno causato dei piccoli problemi viabilistici, ma al momento tutto risolto e tutto riaperto. Vi ricordo che continua la chiusura della via commerciale tra la via Pauliana e via Sant'Anastasio. Le nostre pattuglie saranno presenti sul posto nei momenti di alto afflusso del traffico, appunto per cercare di agevolare la situazione. Da domani iniziano i lavori per la costruzione della nuova rotatoria all'intersezione tra via Toda, Svevo e Altiforni. Probabili problemi al traffico, ma le nostre pattuglie saranno lì sul posto per cercare di gestire la situazione e la viabilità. Vi ricordo che di nuovo chiusa la galleria del Carso in direzione Trieste, con uscita obbligatoria a Patricciano. Sono in atto in questo momento le rimozioni sulle rive per sgomberare l'area riservata alle navi da crociera, quindi magari se qualcuno in linea ha il veicolo posteggiato in quelle zone di andarlo a spostare immediatamente. Infine, come manifestazioni continua il Triskel, il Festival della Musica e della Cultura Celtica, che si svolge nel Parco Revoltella della Villa Revoltella. Diversi divieti in zona di sosta e fermata, naturalmente. Dalle ore 20 è imposto un senso unico in via Marchesetti in direzione da via San Pasquale in direzione via De Mille. Al momento non abbiamo altre manifestazioni, eventi di rilevanza in caso dei collegamenti dei prossimi giorni. Allora io ringrazio l'agente Morello, buona giornata e buon lavoro. Adesso vi rifaccio vedere, proprio perché prima sono stato impreciso per quanto riguarda i numeri, il tema è i numeri del sondaggio della puntata di Ring. Allora il sondaggio è: vietare i social agli under 14, se siete d'accordo 0422 1626 691, se siete contrari 0422 1626 690. Ora la pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Rientriamo in studio, vi ricordo ancora l'appuntamento di questa sera alle 21:10 circa con Ring, e vi ricordo anche quelli che sono gli ospiti che saranno assieme a Ferdinando Avarino. Ci saranno, per quanto riguarda la discussione di politica,
Roberto Novelli di Forza Italia, Roberto Cosolini del PD, Alberto Budai della Lega e Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Si tornerà ancora a parlare del raduno degli alpini di Gemona di domenica scorsa con i nostri colleghi di Media Nord-Est, Lucio Zanato ed Omar Costantini, e appunto il sondaggio: vietare i social agli under 14, vi abbiamo dato prima, eccole di nuovo i ragguagli. Se siete d'accordo 0422 16 26 691, se siete contrari 0422 16 26 690. Allora, 8 migranti al giorno in media in arrivo a Trieste nei primi 5 mesi di quest'anno, numeri in aumento rispetto allo scorso anno. I dati sono stati presentati dalle associazioni che si occupano di accoglienza nella nostra città. Dobbiamo registrare una pessima gestione istituzionale che sembra non cambiare mai, a fronte di un aumento netto degli arrivi. Nonostante i controlli rafforzati ai confini, nell'ultimo anno gli arrivi dei richiedenti asilo a Trieste attraverso la rotta balcanica sono aumentati, così dal report presentato dalle associazioni che si occupano di accoglienza nel capoluogo della regione. Tale aumento però non si traduce in una maggiore presenza di cittadini stranieri sul territorio, sono molti coloro che non rimangono a Trieste. Quello che vediamo ad esempio è che rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo di tempo considerato, cioè i primi 5 mesi da gennaio a maggio, c'è stato un aumento del totale del numero degli arrivi del 46%, ma attenzione, il dato che è interessante per la nostra città e per le responsabilità anche istituzionali che ha la nostra città è che invece soltanto il 28% delle persone ha espresso l'intenzione di rimanere a Trieste, contro un 51% dell'anno scorso nello stesso periodo di tempo considerato. I controlli alla frontiera non sono dei motivi che spingono le persone a non migrare più, a non spostarsi più, le cause sono ben più profonde, ben più strutturali, l'abbiamo detto più volte. Se parliamo di Trieste, sono circa 1200 persone nell'arco di questi 5 mesi, quindi 240 persone al mese, quindi 8 persone al giorno. Una questione più che gestibile, sottolineano le associazioni, che quindi non giustificherebbe le lunghe code di migranti fuori dalla questura in attesa di veder regolata la propria posizione. Viene dunque denunciata una mala gestione da parte di chi dovrebbe tutelare i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati. Le prassi legittime presso la questura continuano, magari cambiano, ma sono sempre estremamente problematiche. Abbiamo tempi di attesa di settimane per accedere alla procedura, nel frattempo le persone sono abbandonate in strada. I minori si fermano, sono in transito, che sono una categoria che andrebbe comunque tutelata in qualsiasi momento del passaggio del percorso migratorio, invece vediamo come sempre meno minori si fermano qui. Questo a causa anche di un atteggiamento che abbiamo monitorato molto esplicito da parte della questura, che punta a scoraggiare le persone a fare domande d'asilo qua, compresi i minori. Approvato il bilancio consuntivo di Autostrade Alto Adriatico, plauso dell'assessore regionale alle finanze Zilli, la controllata è una riprova dell'efficacia dell'autonomia regionale. Utili pari a 38 milioni di euro, fatturato pari a 236 milioni. Autostrade Alto Adriatico ha approvato il bilancio consuntivo durante l'assemblea dei soci, presenti il consiglio di amministrazione presieduto da Marco Monaco e l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Zilli, discorrendo a margine con la stampa, ha evidenziato un dato a suo dire fondamentale, percepito fra l'altro da tutti. Nonostante gli investimenti importanti, infatti Autostrade Alto Adriatico non è intervenuta sui pedaggi. Continua ad essere appunto sfidante rispetto ai pedaggi che rimangono invariati fino al 2029 e questo è un risultato assolutamente riconducibile al Presidente del Consiglio di amministrazione, a tutti i componenti e alle maestranze, cui va il ringraziamento dell'amministrazione regionale. Tra l'altro, ha sottolineato l'assessore, le ricadute sul territorio dell'impegno della controllata sono una riprova ulteriore dell'efficacia dell'autonomia regionale e in tal senso, operando bene, mettendo in campo le competenze tecniche e le capacità di gestire ingenti risorse economiche, Autostrade Alto Adriatico guarda con la serenità necessaria ai prossimi impegni economici che Zilli sottolinea non sono da poco. Abbiamo investimenti per 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni, un valore assoluto per questa realtà che continua ad essere
essere una realtà pubblica per la gestione della nostra rete autostradale, con un impegno finanziario e di competenze importante, che però sta dando dei risultati molto, molto buoni sul territorio, quindi come un esempio di autonomia, un esempio anche di servizio ai cittadini. In definitiva, dunque, la solidità finanziaria e le potenzialità della società confermano Autostrade Alto Adriatico quale eccellenza strategica per la Regione. Regione che mette in campo oltre 45 milioni per sostenere il diritto universitario in tema di borse di studio e contributi per gli alloggi e i servizi. Quest'anno potranno beneficiarne in modo strutturale anche gli studenti degli ITS. Da ieri sono online i bandi per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario, borse di studio e alloggi fondamentalmente, oltre a tutti gli altri interventi che vengono messi in campo, che si apriranno dal 15 luglio. Destinatari sono gli studenti universitari e in maniera strutturata da quest'anno gli studenti del sistema ITS. Ammontano oltre 45 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione per sostenere il diritto allo studio universitario. Su molti capitoli il finanziamento è addirittura raddoppiato negli ultimi anni, così come si è ampliata la platea dei beneficiari, comprendendo anche gli studenti degli ITS, per i quali esce un bando dedicato. Sono 45 milioni di euro con i quali vengono garantite borse di studio, una platea sempre più ampia di beneficiari e posti alloggio che riescono a coprire un'alta percentuale degli studenti frequentanti il nostro sistema universitario, a fronte di un aumento dei numeri dei posti letto e di un aumento delle risorse che vengono erogate a supporto dell'affitto di un alloggio. È bene dunque consultare il sito per le singole scadenze dei bandi ai quali si può fare richiesta a partire dal 15 luglio. Si parla di borse di studio per le quali quest'anno sono stati investiti 37 milioni, ma anche di servizi e contributi per gli alloggi, il tutto coordinato da Regione e Ardis. Per gli studenti con disabilità è prevista una maggiorazione di circa il 30% degli aiuti. L'inserimento degli studenti ITS per noi è stato fondamentale, credo siamo la prima regione a farlo in maniera strutturata per garantire che l'alta formazione del post diploma risponda alle esigenze anche di questa nuova forma di alta formazione e di alta istruzione che sta prendendo piede in maniera importante anche sul nostro territorio regionale. Ammonta a circa 2 milioni di euro l'avanzo di bilancio del Comune di Muggia. Oggi il sindaco Polidori ha illustrato come verrà impegnata questa somma. Ammonta a 2 milioni di euro la cifra che il Comune di Muggia ha propria a disposizione a seguito dell'avanzo di bilancio e che l'amministrazione Polidori impiegherà secondo quanto illustrato stamani durante una conferenza stampa. È una mano al territorio, ma per quanto riguarda la manutenzione e la messa in sicurezza e quindi tutta la parte che magari si vede di meno in certi casi, ma che comunque dà risalto e darà ancora più sicurezza a tutta la cittadina. Questa, spiega il sindaco, la ratio nella distribuzione dei fondi, la parte più consistente dei quali sarà destinata ad interventi su strade e viabilità, 400.000 euro. Nello stesso filone vanno anche il termine di opere come la rotatoria dell'Ospo, con una scritta veramente finalmente di benvenuto, diciamo così, generico. Dopo vedrete quale sarà il progetto, ma che sarà molto bello per quanto riguarda appunto l'accoglienza ovviamente che la cittadina dovrà offrire sia ai turisti ma anche ai cittadini di Muggia, e altre rotatorie importanti sul territorio dove sono state anche interessate delle grosse aziende proprio per compartecipare al nostro investimento. Per gli impianti sportivi, che riguardano soprattutto lo stadio Zaccaria e il Palasport di Aquiligna, saranno impiegati 316.000 euro, laddove una posta è conseguenza diretta dei lavori sul torrente Fugnana. 90.000 euro di progettazione per quanto riguarda tutta la riqualificazione urbana e l'arredo urbano della zona che in questo momento è interessata dai lavori del Fugnan, da Largo Caduti fino a Piazza Repubblica. Gli interventi però riguardano anche la cultura, al Teatro Verdi, al Museo Carà, ma non solo. C'è un calcolo di una statua di Negresì, un calcolo in gesso, che è messo lì, anche buttato là quasi con rischi di compromissione appunto di quell'opera, e abbiamo stanziato 35.000 euro per farne un calcolo in bronzo proprio da mettere in bella mostra davanti al sagrato della chiesa di San Francesco. E adesso chiudiamo con gli stati generali dei servizi sociali del Comune.
Noi accogliamo qualsiasi rilievo, perché qualsiasi rilievo, veramente qualsiasi, può portare un contributo a tutti noi, davvero qualsiasi rilievo. L'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli respinge così al mittente, nella fattispecie il consigliere comunale PD Rossana Pucci, le accuse di concentrarsi troppo sugli eventi che compongono il progetto Insieme. Insieme che oggi ha visto il primo degli appuntamenti attorno ai quali è strutturata l'edizione 2026-2027, ovvero gli stati generali dei servizi sociali del Comune di Trieste, un evento cui hanno preso parte tutte le realtà che a vario titolo compongono la rete sociale cittadina e che si è focalizzato su un tema che sembra specifico, ma che in realtà è piuttosto onnicomprensivo: la forza delle generazioni, insieme per la longevità attiva. Il tema anche delle persone anziane riguarda in realtà tutte le generazioni e siamo davvero forti se tutti insieme concorriamo a risolvere o a provare a risolvere quelli che sono i temi delle singole generazioni. Uniti insieme siamo una forza. Se parliamo di generazioni che si incontrano, occorre davvero investire anche sul volontariato dei giovani e dunque in un'alternanza scuola-volontariato che alcune scuole recepiscono anche come davvero una risorsa, altre fanno un po' più fatica. Un tema dunque sfaccettato che incrocia progetti, realtà, inclusione e welfare. La riforma della disabilità ci ha permesso di essere il motore centrale del riconoscimento dell'invalidità civile, quindi a maggior ragione abbiamo garantito, pur nelle differenze di ruoli e competenze, un percorso di autonomia, un percorso di inclusività e un percorso di prossimità per i soggetti fragili. Fra gli interventi, quello del professor Guido Sanguinetti, incentrato sull'intelligenza artificiale, declinata, come accade da tempo, quale strumento per l'assistenza agli anziani. Adesso ci sono delle opportunità maggiori, nel senso di poter creare delle interfacce molto più usabili e fruibili, per esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le banche, eccetera, che mettono spesso in difficoltà gli anziani, in quanto la pubblica amministrazione e le banche vanno avanti con la digitalizzazione, come è giusto che sia, però lasciano indietro delle persone. Trieste in diretta alle 17.55, il telegiornale alle 19.30, Ring intorno alle 21.10. Vi ricordo questi appuntamenti, buon pomeriggio, a più tardi.